L'aveva detto ieri molto bene chiaramente il commissario dell'ULSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni: l'attenzione, la sorveglianza va tenuta alta soprattutto fra gli stranieri che rientrano in Italia, perché questo adesso è il vero problema, con numeri di positivi in crescendo. Quanto la sanità regionale è preoccupata di questa nuova ondata? Allora, intanto diciamo che la situazione è sotto controllo, quindi vorrei rassicurare, insomma, nel senso che è vero che ci sono focolai nuovi, è vero che i numeri delle persone positive sono aumentate, sono per la maggior parte il numero di stranieri di importazione, quindi stranieri che sono tornati o comunque extracomunitari che ci sono, pensiamo al focolaio di Jesolo oppure al focolaio nel Padovano del Camerun, quindi insomma sono di questo tipo qua. Abbiamo già in ogni caso effettuata l'indagine epidemiologica, isolati questi nuclei e quindi già diciamo operato in questa direzione. Ci preoccupa sicuramente la situazione, però come ripeto è sotto controllo per quanto riguarda il sistema e il piano di sanità pubblica veneto. È chiaro che l'attenzione deve rimanere alta e richiamiamo sicuramente tutte le persone ai corretti comportamenti e alle 3 regole fondamentali: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina ove necessario e igienizzazione spesso delle mani. Non abbassare la guardia, quindi segnalare i rientri dall'estero da parte di italiani, ma soprattutto di stranieri che si recano nei propri paesi per poi tornare e magari prendersi cura dei nostri anziani.